Un anno fa ho ricevuto una lettera da una signora di Arquà Polesine che mi raccontava che quando lei era bambina, in seguito all'alluvione del Polesine del 51, è stata sfollata con la sua famiglia ed è stata ospitata proprio a Tre Baseleghe. I suoi ricordi di bambina sono ricordi felici perché ha trovato amici, perché ha trovato accoglienza, perché ha trovato un paese attivo nella solidarietà. Tutti portavano da mangiare, vestiti, altri beni di prima necessità e lei si ricordava degli amici con cui aveva giocato, della famiglia che l'aveva ospitata, del segretario comunale che andava a controllare che i pasti fossero sufficienti e buoni per questi sfollati e quindi mi ringraziava di questa esperienza vissuta nella sua infanzia, in mezzo a una tragedia, ma con la positività della solidarietà che ha incontrato a Tre Baseleghe. E noi abbiamo pensato bene di invitare Laura e di dedicarle una serata a lei e a tutti gli abitanti del Polesine che avevano vissuto quella tragedia, proprio ricordando il fatto dell'alluvione con la proiezione del film di Andrea Segre e Gian Antonio Stella, il docufilm Po. E poi anche con la testimonianza di questa signora Laura e con il recupero anche dei documenti che hanno davvero fotografato quello che è successo nel 51 a Tre Baseleghe, proprio come ce l'aveva raccontato la bambina, Laura.